L'ora X è scattata alle 12, ultimo termine per presentare le liste, dando il via ufficiale al rush finale verso le urne del 10 giugno. 9 comuni e 135.000 elettori chiamati al voto nella Marca, a partire da una Treviso sulla quale sono puntati gli occhi di tutti, dalla voglia di secondo tempo del sindaco Giovanni Manildo alla battaglia per la riconquista di Cassugana da parte del centrodestra di Mario Conte, deciso a cancellare il quinquennio di centrosinistra. Senza dimenticare la corsa del Movimento 5 Stelle e degli altri avversari. 6 in tutto, 4 uomini e 2 donne, perché proprio a ridosso della chiusura delle liste è arrivato il forfait di Casa Pound, che non è riuscita a raccogliere le firme necessarie per Elisabetta Uccello. 6 avversari dunque, Giovanni Manildo si affida a 5 liste, quelle del PD, più le civiche scelte per supportarlo, da quella a suo nome a Treviso Civica, passando per Treviso È e Impegno Civile Futura. Mario Conte invece fa 7, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lista Zaia Gentilini, la lista Conte, Grande Treviso e in extremis anche la lista Renosto Quartieri al centro. Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle proverà a spezzare il duopolio, così come Said Caibi che con Coalizione Civica si è staccato da tempo dai manildiani giudicati troppo al centro e poco di sinistra. E poi c'è la battagliera Maristella Caldato di Treviso Unica Tu, altra ex esponente del PD, critica con le scelte della Giunta. Infine l'altra candidata in rosa, Carla Condurso. A lei il popolo della famiglia si è affidata per portare avanti le sue istanze. Ma non di solo capoluogo vive la sfida delle amministrative nella Marca. L'altro comune sopra i 15.000 abitanti al voto è Vedelago, dove la battaglia è a 3 tra il sindaco uscente Cristina Andreetta, Sergio Squizzato e Paolo Quaggiotto. E poi altri 7 comuni al voto: Castello di Godego, Istrana, Marino di Piave, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia e San Biagio di Callalta. Rush finale di campagna elettorale dunque, poi toccherà come sempre a loro, gli elettori.